Salve amici di Area TV, sono Gianni Brighenti. Questa mattina con Sanguinetto Channel siamo stati alla casa di riposo di Sanguinetto, dove c'è stato un incontro con i ragazzi dell'istituto comprensorio di Sanguinetto, le scuole medie per capirsi, e per chi non... C'è stato un incontro e questi ragazzi hanno donato 2 televisori alla casa di riposo. Noi siamo stati presenti, erano presenti l'assessore Lisa Baldi, che poi sentiremo nell'intervista, l'assessore alle attività scolastiche, il sindaco Daniele Fraccaroli, c'erano anche tra i presenti un po' tutta dell'amministrazione comunale, tra cui ho visto l'assessore sociale Matteo Rossini, il presidente della casa di riposo ovviamente non poteva mancare Giuseppe Vaccari, il parroco Don Mattia e i ragazzi, oltre che ovviamente i ragazzi della scuola media portati dalla professoressa Trevenzoli. Partiamo con il servizio. Buongiorno a tutti, siamo felici ed orgogliosi di essere qui come conclusione finale di un progetto iniziato mesi fa tra i nostri ragazzi delle scuole medie e elementari e i nostri nonni che sono qua presenti presso la casa soggiorno di riposo. Purtroppo un progetto terminato per motivi che tutti purtroppo sappiamo. A tal proposito intanto volevo ringraziare il presidente della casa di riposo, il professor Giuseppe Vaccari, la professoressa Trevenzoli che è referente quindi di oggi della scuola, il nostro sindaco Fraccaroli Daniele, Don Mattia, i professori e i ragazzi con i loro genitori che hanno accolto in modo positivo e con soddisfazione il fatto di devolvere i soldi della gita, di devolverli con un dono presso quella casa di riposo, quindi ecco, per salutare alla fine in modo piacevole questo percorso. Messaggio della dirigente scolastica e dal messaggio capite che non ha potuto essere qui. Buongiorno e benvenuti a tutti. Purtroppo impegni scolastici improrogabili, svolgo il ruolo di presidente di commissione per gli esami di Stato in una scuola secondaria di Verona, mi trattengono dall'essere fisicamente presente a questo evento, ma questo non mi impedisce di farvi giungere il mio sostegno e la mia approvazione per quanto state facendo. Di soddisfazione per i nostri nonni, per tutti anche gli operatori, perché quando i nonni sono più sereni è più sereno l'ambiente e voi avete contribuito a portare un po' di giovinezza, un po' di entusiasmo, un po' di allegria che altrimenti sarebbe rimasta fuori. Però che anche dai nonni abbiate ricevuto senz'altro molto affetto, perché quando andavate via qualcuno faceva i lagrimoni, qualcuno era sorridente, soddisfatto, molto compreso di aver ricevuto la visita dei suoi nipotini, di qualcuno dei suoi nipotini. E quindi credo che se non l'avete colto allora, ve lo confermo, ve lo dico adesso, ma avete seminato bene. Assessore Lisa Baldi, assessore alle attività scolastiche. Esatto. Com'è partito questo progetto dalle scuole medie? Allora, è un progetto in cui la Casa Soggiorno qua di Riposo ha chiesto collaborazione con le scuole. Le scuole hanno aderito proprio veramente in modo fantastico e a cadenza settimanale i ragazzi sia della primaria che anche della secondaria venivano qua presso la Casa Soggiorno. Chi faceva manifestazione, a volte i nonni invece raccontavano la loro esperienza di vissuto anche all'età dei nostri ragazzi. Il progetto veramente è stato condiviso ed era veramente molto bello e erano tutti contenti, però purtroppo con il problema che c'è stato, come tutti sappiamo, abbiamo dovuto terminare. Quindi soprattutto i nostri ragazzi di terza media, non avendo potuto comunque concludere un percorso, comunque venire a salutare, ringraziare anche i nonni, hanno deciso
attraverso comunque la stimolazione comunque di un genitore, insomma, la richiesta di un genitore, di utilizzare i soldi della famosa gita dei 2 giorni che dovevano andare, che gita che purtroppo non è mai stata fatta, di utilizzarli per acquistare un qualcosa da donare appunto alla casa di riposo come ringraziamento. Così come rappresentanti, perché sono anche rappresentante comunque di classe, abbiamo colto subito l'iniziativa, abbiamo iniziato a raccogliere i soldi, a vedere cosa avevano bisogno appunto i nonni, e siamo arrivati ad oggi con l'acquisto appunto di 2 TV per i nonni e vari materiali dispositivi invece da donare giustamente a tutto il personale che lavora qui all'interno della casa di riposo. A tutto questo allora ringrazio in primis il presidente della Casa di Riposo, il professor Vaccari Giuseppe, per l'ospitalità, ringrazio la professoressa Trevenzoli come rappresentante della scuola e anche la dirigente Caterina Pagano, che purtroppo per ovvi motivi non ci poteva essere oggi, il sindaco Fraccaroli Daniele per la presenza, Don Mattia, tutti gli insegnanti, i ragazzi e i genitori che hanno accolto questa iniziativa appunto devolvendo la somma della gita. Il presidente, il professor Giuseppe Vaccari, ho chiesto a Lisa Badi, l'assessore, come è iniziato questa collaborazione tra la casa di riposo e le scuole medie. E la casa di riposo, nel frattempo, se ci vuole dire qualcosa, come sta andando su questo progetto e su altre cose, ma le iniziative che vengono fatte. Ecco, la casa di riposo sta cercando di aprirsi sempre di più al territorio, quindi l'iniziativa delle scuole medie, elementari e anche dell'asilo hanno avuto una grande risonanza e una bella accoglienza da parte dei nonni. Ci stiamo aprendo anche alla collaborazione della cittadinanza, dei volontari, di quanti possono offrire qualche ora per allietare il tempo piuttosto lento che si vive alla casa di riposo. Purtroppo il Covid ha bloccato, ha fermato, ma penso che con il tardo autunno, con l'inverno, almeno una speranza che si possa riprendere, si possano riallacciare e rafforzare queste belle iniziative che contribuiscono a rendere viva la casa. D'altra parte ci sono anche i lavori interni di ristrutturazione per trovare spazi comuni più vivibili, più a portata umana, a portata di sensibilità di casa famiglia, che non di struttura, di ospizio, di casa albergo, o peggio ancora di quello che era il ricordo della casa di riposo di un tempo. Grazie. Prego.